Buongiorno a tutti, 12 in punto e quindi come sempre in vostra compagnia. Anche oggi, mercoledì 10 novembre, obiettivo quello di arrivare con voi intanto fino alle 12:30 e poi insomma anche a seguire, perché fino alle 12:30? Perché alle 12:30 ci collegheremo con Marghera, con la sala della sala regionale della Protezione Civile, dove insomma avrete già capito quando ho nominato la sala che ci sarà il Presidente del Veneto Luca Zaia a fare il punto della situazione sul Covid, insomma dati che sono in netta crescita purtroppo per quanto riguarda i contagi. Allora può darsi che, lo scopriremo tra mezz'ora, ci sia qualche aggiornamento e qualche novità da parte del Presidente Zaia appunto sulla vicenda Covid, però insomma fino alle 12:30 aggiornamenti, usciamo dallo studio, andiamo a vedere un po' che cosa succede a nord-est con tante notizie, insomma anche i nostri servizi dei colleghi delle varie redazioni. Allora insomma direi che possiamo subito senza perdere tempo già dare qualche notizia. Intanto andiamo a Rovigo, dove il Tribunale di Rovigo ha autorizzato la somministrazione del vaccino ad un bambino per il quale invece la mamma aveva ritenuto di non effettuare la vaccinazione. In pratica il padre divorziato si è rivolto al Tribunale, la madre Novax, il padre ha chiesto che il figlio comunque ricevesse il vaccino anti-Covid e così è stato, cioè il Tribunale ha deciso che non c'era giustificazione insomma in quello che diceva la madre per non vaccinare il figlio, quindi il figlio verrà vaccinato e potrà essere anche sottoposto alle altre vaccinazioni obbligatorie e quelle che saranno ritenute opportune. Quindi insomma andrà così, andrà che questo ragazzino verrà vaccinato su decisione del Tribunale di Rovigo. Facciamo un po' anche il punto della situazione con un servizio di Anna De Roberto, nostro collega della redazione di Treviso, sulla stretta, chiamiamola così, che il Ministero dell'Interno ha deciso nei confronti delle manifestazioni, dei cortei Novax, no Green Pass, insomma avranno delle regole molto più stringenti a partire praticamente da oggi. Vediamo. Il governo non impedisce il diritto alla manifestazione, ma dall'altra parte vuole salvaguardare la salute dei cittadini e anche e soprattutto le tante attività commerciali che hanno subito danni durante il periodo del coronavirus. Garantire i diritti di chi dissente proteggendo però le attività economiche e la salute dei cittadini. È scritto tutto nella circolare inviata a prefetti e questori di tutta Italia. È la stretta del Viminale su marce e cortei che vieta ogni tipo di manifestazione nei centri storici e nelle vie dello shopping, colonizzati da diverse settimane dai cortei contro il Green Pass. Un assist ai sindaci che in ordine sparso, il primo fu quello di Trieste dopo il balzo in avanti dei contagi seguiti ai raduni in Piazza Unità d'Italia, stavano correndo ai ripari con ordinanze ad hoc. Noi chiedevamo di non essere abbandonati in questa partita che è molto complicata, perché noi ci troviamo tra l'incudine e il martello su dei temi che sono molto complicati da gestire, soprattutto perché c'è una discussione anche a livello scientifico e quindi le responsabilità di queste decisioni, a volte anche impopolari, non potevano sempre e solo ricadere nella figura dei sindaci. In più ci sono degli aspetti sanitari, perché quello che sta succedendo a Trieste deve farci riflettere e quindi va bene così, insomma noi accogliamo davvero con entusiasmo questo provvedimento. Il comune di Treviso era stato il primo a negare la piazza principale alle manifestazioni, facendo deviare i cortei lungo le mura. Alla luce della nuova circolare il sindaco Mario Conte, presidente ANCI, annuncia la sua intenzione di fermare anche l'annunciata ordinanza. Io non ho intenzione in questo momento di procedere con l'ordinanza. Una circolare che cambia tutto, concessi solo sit-in in cui sarà obbligatorio mantenere le distanze e indossare la mascherina. Mi piace sottolineare come siano vietate tutte le forme di manifestazioni, quindi non è un accanimento nei confronti di coloro che in questo momento stavano contestando il governo per la questione del Green Pass, ma è una questione generica, cioè le manifestazioni fatte così come sono state fatte nel recente passato non vanno più bene, mettono a rischio la salute delle persone e soprattutto mettono a rischio la tenuta economica del
territorio che non sarebbe in grado di sopportare ulteriori chiusure. È la seconda arma di fatto dopo l'introduzione della dose booster che il governo intende impiegare contro l'avanzare della quarta ondata. Solo in Veneto il nuovo bollettino parla di 883 positivi in 24 ore, 7 vittime, il doppio dei casi registrati solo pochi giorni fa, dove di nuovi positivi se ne contavano 430. Aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva, superata la soglia di attenzione dei 50 posti letto occupati. Passiamo un po' da una notizia all'altra, sono le 12:05, ripeto, alle 12:30 ci collegheremo con Marghera, con la sala della Protezione Civile regionale, ci sarà il presidente Luca Zaia per aggiornarci sul Covid. Dicevo da una notizia all'altra perché nel 2020 il totale dei sacerdoti in Italia è pari a 31.793, erano 38.209 nel 1990, quindi un calo di 6.400 sacerdoti in 30 anni. Beh, insomma, purtroppo questo è l'andamento, questa è la tendenza. I dati però non devono allarmare, ma vanno presi seriamente in considerazione, dice il sottosegretario della CEI e direttore per le vocazioni, dell'ufficio delle vocazioni. Vabbè, quindi un calo sia dei sacerdoti, sia dei parroci che delle parrocchie, però a quanto pare insomma dati che non sono così preoccupanti, ecco, par di capire questo. Adesso torniamo al Covid, sapete che insomma una delle aree della nostra società più meritevoli di attenzione sono le scuole, perché insomma la situazione lì è davvero in continua evoluzione. Allora andiamo nel Bassanese per la precisione, perché aumentano i focolai all'interno delle scuole anche in questa zona, e allora sentiamo un po' qual è il punto della situazione fatto dall'ULSS 7 Pedemontana. In questo momento ci sono circa 40 scuole in tutto il territorio con almeno un caso di bambino positivo oppure docente positivo, 13 focolai. Focolai vuol dire che ci sono una concentrazione di casi superiore a 1 per classe, tale da dover optare poi per la didattica a distanza per quella classe. 80 casi di positivi al coronavirus giornalieri all'interno del territorio dell'ULSS 7 Pedemontana, casi registrati maggiormente all'interno delle comunità scolastiche. Le nuove disposizioni regionali prevedono la didattica a distanza in presenza di 3 casi positivi all'interno di una classe. Non vale tutto questo per la scuola dell'infanzia, dove in presenza anche di un solo caso tutta la sezione o la classe resta a casa. I focolai si erano registrati alla scuola d'infanzia di Cartigliano, dove erano risultati positivi sia i bambini che 2 maestre, facendo così tornare la preoccupazione della pandemia. Sono arrivati in parte gli esiti dei tamponi molecolari fatti ai bambini delle sezioni interessate. Per lo più sono negative, ci sono solo 2 positivi, ma il concetto non cambia, nel senso che la scuola rimane chiusa per una settimana. E nel frattempo si attende autorizzazione da parte dell'AIFA di iniziare da metà dicembre le vaccinazioni per le fasce di età fra i 5 e i 12 anni. La fase sperimentale prevista per tutti i nuovi farmaci e tutti i nuovi vaccini è stata fatta secondo i criteri, semplicemente accorciando i tempi tra una fase e l'altra di vaccinazione. Quindi io mi sentirei tranquillo da quel punto di vista, così come l'efficacia è nell'adulto, l'efficacia è l'assenza o scarsi effetti indesiderati o avversi anche per i più piccoli. Per quanto riguarda le terze dosi, siamo arrivati a superare i 10.000 terze dosi. Ecco, il tema anche delle terze dosi è davvero un altro tema di grande attualità. Per il momento al di sopra dei 60 anni si può ricevere la terza dose, probabilmente nelle prossime settimane sarà abbassato anche questo limite di età, quindi dopo 6 mesi dall'ultima vaccinazione, ricordiamo, si può effettuare la terza dose per le categorie che sono diciamo alle quali è riservata per il momento, ma come dicevo probabilmente sarà ampliata questa platea, come
come si dice tecnicamente. Adesso volevo portarvi a Belluno, perché c'è un'importante manifestazione legata proprio al lavoro. Come sapete, insomma, ci sono parecchie situazioni delicate nel bellunese, però prima volevo leggervi un'altra notizia che viene da Treviso, dove l'azienda del trasporto pubblico, che si chiama MOM, ha deciso di installare a bordo degli autobus un pulsante che, premuto dall'autista ovviamente, collega direttamente le telecamere installate all'interno dell'autobus con la centrale operativa della questura. Quindi in caso di situazioni critiche, difficili, di pericolo, l'autista preme questo bottone e nella centrale operativa della questura si accendono i monitor con le telecamere degli autobus, e quindi si può seguire la situazione in diretta e probabilmente, insomma, anche come ovvio intervenire in caso di necessità. Questa è una grossa innovazione, perché finora le telecamere ci sono già, ma i video, quindi le registrazioni dei video, si potevano visionare solo dopo, quando l'autobus rientrava in pratica nella sede. Adesso saranno trasmesse in diretta alla centrale operativa della questura, dicevo. Prima di fermarci un attimo per una brevissima pausa, come dicevo andiamo a Belluno, manifestazione organizzata per sabato prossimo e con i vescovi addirittura in prima fila. Vediamo. Nei decenni passati non abbiamo avuto la capacità come politica industriale di saper controllare chi gestiva queste due aziende e in entrambi i casi abbiamo avuto dei fondi speculativi e ne hanno in qualche modo determinato questo sciagurato destino. Il sindaco di Borgo Valbelluna usa parole forti per chiarire il denominatore che accomuna ACC e Ideal Standard, il cui futuro è appeso a un filo. Sabato prossimo Stefano Cesa e i vescovi Marangoni di Belluno Feltre e Pizziolo di Vittorio Veneto guideranno la manifestazione territoriale a difesa del tessuto produttivo della provincia. L'appuntamento è fissato per le 10 in piazza Papa Luciani a Mel. Aderiscono CGL, CISL, UIL con le strutture sindacali di categoria che invitano tutto il mondo sindacale, le categorie, la politica, il volontariato e i cittadini a partecipare attivamente. Al momento più fluida appare la situazione per Ideal Standard, la cui proprietà ha aperto ad una cessione. Difficilissima al contrario l'avvertenza di ACC legata a scadenze inderogabili. Sappiamo bene che la conclusione naturale dell'amministrazione straordinaria è fissata per i primi mesi, marzo se non sbaglio, del 2022, mentre sembra che sia stato imposto un diktat da parte della parte tecnica del Mise che vuole assolutamente a tutti i costi vedere una manifestazione di interesse prima del 20 di novembre, altrimenti sembrerebbe chiedere già l'avvio della procedura fallimentare. Proprio il Mise tardivamente ha convocato un tavolo per il 25 novembre senza specificare il motivo e ancora non in presenza. Stefano Bona, segretario della FIOM CGL tuona: sappiano che faremo il collegamento con le lavoratrici e lavoratori sotto la sede del Mise a Roma. Una forzatura quella del Mise che denota la chiara volontà politica di buttare alle ortiche la continuità produttiva di ACC, beffata dal naufragio del progetto Italcomp, sostenuto e sottoscritto dal governo Conte 2 e dall'articolo 37 del decreto sostegni che si è rivelato inapplicabile. Sabato dalla piazza di Mel si chiederanno valutazioni serie della situazione drammatica e politiche industriali concrete. Penso che in Italia non ci sia una situazione simile dove in un comune le due aziende industriali più importanti sono entrambi in crisi con 800 posti di lavoro. Siamo alle 12:13 minuti, breve pausa, poi andiamo subito a Padova, perché ieri sera c'è stato l'ennesimo corteo no Vax o no Green Pass, poi ci facciamo raccontare da Francesco Ratai. (12:18), mercoledì 10 novembre, alle 12:30 ci colleghiamo con Marghera, dove c'è il presidente del Veneto Luca Zaia. Domani invece, vi anticipo già, ci collegheremo con la barchessa di Villa Negri a Romano de Zelino, parleremo di usanze contadine, poi vi spiego meglio, ma un bel collegamento pieno di davvero di notizie, di tradizioni, con Ferdinando Garavello che sarà in compagnia di Popi Frison, poi vi spiego meglio questa cosa, però andiamo subito
seguito a Padova da Francesco Ratai. Ieri sera ennesimo corteo, forse l'ultimo in movimento, viste le nuove norme che arrivano dal Ministero degli Interni, dei Novax, no Green Pass. Ci sono le immagini che avete girato, Francesco, tu e Luisa Bertini. Ti lascio la parola, facciamo vedere le immagini che avete raccolto e raccontaci un po' com'è andata e un po' l'aria che si respira a Padova su questo tema. Buongiorno. Buongiorno Federico e buongiorno ai telespettatori. Si dici bene, potrebbe essere l'ultimo dei cortei in movimento dei No Green Pass. Loro ci tengono a farsi chiamare No Green Pass, dicono noi non siamo antivaccinisti, siamo contro la certificazione verde. Lo vedete nelle immagini, erano circa 350 gli attivisti di questo movimento che ieri in maniera molto rumorosa hanno animato le vie di un centro storico che come si può ben immaginare di martedì non fossero molto affollate. Non erano molto affollate, ma lo sono al sabato pomeriggio. Qui siamo in largo Europa, tanto per focalizzare. Esattamente. Li vedete, hanno scandito i loro slogan, hanno battuto le mani, battuto le pentole. Ripeto, una manifestazione molto rumorosa che ha varcato le vie della città, forse per l'ultima volta. Noi oggi siamo in Prato della Valle perché è stato uno dei punti d'arrivo di molte di queste manifestazioni. Cosa succederà però, Francesco, nei prossimi giorni? Cosa potrebbe succedere? Soprattutto io ho letto già di nuove iniziative in auto addirittura. Sì, la nuova iniziativa che ci ha comunicato ieri a inizio manifestazione uno dei promotori di queste manifestazioni è appunto questo corteo in auto che dovrebbe prendere il via dallo stadio Euganeo verso le 3:30, questo secondo le intenzioni degli organizzatori, per girare tra le vie cittadine. Loro dicono è una gita perché molte delle persone che prendono parte alle nostre manifestazioni non sono di Padova e così gli facciamo scoprire la città. Questo è chiaramente una provocazione che loro fanno. Dicono se siamo in macchina non siamo contagiosi, ognuno sta per conto suo. Chiaramente i disagi per il traffico sarebbero decisamente tanti e vediamo adesso cosa deciderà la prefettura. Cosa potrebbe succedere, Francesco? Potrebbe succedere che questo corteo non venga autorizzato perché potrebbero crearsi dei problemi per l'ordine pubblico, comunque per il traffico cittadino. Staremo a vedere questo perché nel pomeriggio si terrà il COSP, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con il prefetto, il questore, il sindaco di Padova e dovrà essere valutato anche le nuove direttive che dal Ministero dell'Interno sono state diramate dal ministro Lamorgese e non è chiaro ancora se verranno autorizzati. C'è un'altra manifestazione alle 3:30 di un altro movimento che si batte contro la certificazione verde e questa è comunque una manifestazione statica, un sit-in che si terrà a Parco Europa in zona Stanga per intenderci. Certo. Insomma un botta e risposta continuo, qui ci pare di capire. Importante la giornata di oggi, quindi stasera avremo probabilmente aggiornamenti da voi nel corso del telegiornale. Francesco, ti devo salutare, ti ringrazio tantissimo delle informazioni che ci hai dato, buon lavoro, insomma vediamo un po' come andrà nelle prossime ore. Grazie ancora, ciao, saluta la redazione ovviamente, ci fermiamo ancora per un attimo e ci avviciniamo alle 12:30 per il nostro collegamento con Marghera dove c'è Luca Zaia. 12:27, tra pochi minuti andremo a Marghera, vedo già nel mio monitor di servizio le immagini, eccole qui che prontamente Fabio Verini in regia ci mostra, in attesa di Luca Zaia.
vi ho anticipato che domani ci collegheremo con la barchessa di Villanegri a Romano de Zelino, parleremo delle usanze contadine del Novecento, questo mondo rurale così importante per le nostre tradizioni. Ci sarà con noi Popi Frison, che è davvero insomma un esperto, uno studioso di queste tradizioni, con lui ci sarà Ferdinando Garavello, ci faranno anche vedere proprio concretamente gli strumenti che utilizzavano i nostri contadini possiamo dire nel secolo scorso in pratica, quindi davvero seguiteci domani perché sarà un appuntamento bello che insomma ci riporterà un po' indietro nel passato. Proviamo ad andare a Trieste, ovviamente torneremo subito in studio se nel frattempo arriva Luca Zaia a Trieste, perché il sindaco parla di leggi speciali come furono adottate anche per contrastare le brigate rosse. Stessa cosa o quasi, dice, per quanto riguarda la gravità della situazione, dobbiamo contrastare il Covid e quindi anche queste manifestazioni che da un punto di vista sanitario possono essere pericolose. Vediamo. Basta manifestazioni, abbiamo gli ospedali pieni, ma cosa volete? Che chiudiamo di nuovo tutte le città? Se non fosse stato abbastanza chiaro, il sindaco di Piazza è stufo delle manifestazioni ed è spazientito per la situazione degli alti contagi a Trieste. Non solo, ma è anche stimolato dalle mail che i cittadini gli mandano, esprimendo esasperazione rispetto al clima di tensione che si respira ogni qualvolta vengono organizzati cortei o presidi. Caro sindaco, se voleva passare a parlare dei fatti, venivano questi cortei. È una vergogna questi Novax. Ecco tutta una serie di motivazioni sfociate anche nell'esigenza, a suo dire, di creare delle leggi speciali che mettano un argine a questa situazione. Io mi ricordo a suo tempo con le Brigate Rosse erano stati presi dei provvedimenti molto seri e di fatti siamo riusciti a sconfiggere le Brigate Rosse. Adesso abbiamo un momento della pandemia, un momento drammatico per la mia città, perché se ritorniamo in zona gialla, arancio, rossa sarebbe veramente un danno folle. Tutte le categorie sono arrabbiate, abbiamo 60.000 firme. Dico al governo, prendete una posizione per 3-4 mesi, anche se la Costituzione prevede che si possano fare manifestazioni, blocchiamole perché c'è di mezzo la salute. Leggi speciali dunque temporanee per evitare zone colorate che rappresenterebbero il colpo del KO per la città. Leggi speciali, perché la Costituzione prevede che uno può scendere in piazza a manifestare, in questo momento che c'è la pandemia, leggi speciali per un paio di mesi, 6 mesi, in maniera che blocchiamo questa pandemia e non andiamo a bloccare le città, perché sarebbe un danno enorme. E poi mi arrivano migliaia di segnalazioni dei cittadini che non ne possono più. Avete sentito, siamo andati a Trieste perché insomma c'è anche la nostra redazione di Tele4 che lavora in quella città e quindi insomma abbiamo la fortuna di poter attraverso loro vedere cosa sta accadendo a Trieste, che è un po' una sorta di laboratorio di quello che potrebbe accadere magari tra qualche settimana anche a nord-est. Insomma, queste manifestazioni che hanno, lo dice il mondo scientifico, contribuito ad aumentare il numero di contagi a Trieste, ma non solo, anche nelle città limitrofe come Gorizia, e quindi insomma guardiamo con attenzione quello che succede a Trieste proprio perché magari non accada anche da noi. Infatti è in base a quello che è accaduto a Trieste che c'è stata questa stretta del Ministero dell'Interno sulle manifestazioni. A quanto pare da oggi le manifestazioni potranno essere solo statiche, quindi non più cortei ma solo dei sit-in come vengono definiti, e fuori dai centri storici. È chiaro anche che chi organizza queste manifestazioni, ha tutto il diritto di farlo, sta cercando di attuare delle contromosse. Abbiamo sentito poco fa da Padova Francesco Ratai che ci ha raccontato che se verranno bloccati i cortei, gli organizzatori di queste manifestazioni stanno già pensando di fare i cortei in auto, cioè di fare una sorta di serpentone di automobili che partendo da fuori città arrivi fino al centro con la scusa, qui poi ovviamente è un po' una provocazione, c'è il tono ironico, di vedere le bellezze di Padova e di mostrarle a chi viene da fuori città per manifestare. Sarà un po' tutta una situazione in divenire, ovviamente col grande equilibrio chi ha in mano le sorti dell'ordine pubblico, prefettura e questura, dovranno bilanciare, diciamo, le varie esigenze, quelle di chi vuole continuare a lavorare, in particolare i commercianti in città,
i cittadini che sono anche un po' stufi di queste manifestazioni, e dall'altro i manifestanti che ritengono di avere dalla loro parte il diritto a manifestare, questo è sacrosanto, però ci deve essere ovviamente un equilibrio e fare in modo che non si creino problemi né di ordine pubblico né tantomeno sanitario. Ecco perché in molte città, Padova compresa, ma anche ovviamente Trieste, ci sono stati in questi giorni dei comitati per l'ordine pubblico che hanno coinvolto il mondo scientifico, il mondo sanitario, le aziende sanitarie locali per stabilire la correlazione tra aumento dei casi di contagio e cortei o manifestazioni, chiamiamole Novax. Siamo sempre in attesa di andare a Marghera, ecco qui la finestra di fianco a me, per capire quando arriverà il Presidente del Veneto Luca Zaia, che insomma è sempre puntuale, sono le 12:33 minuti, quindi insomma è questione penso di poco. Vi segnalo, insomma, tanto per dare qualche notizia, siamo stati a Padova a vedere quello che sta accadendo in queste ore. Oggi si deciderà probabilmente la forma di organizzazione dei prossimi cortei. Siamo stati a Belluno per parlare di lavoro, siamo stati a Bassano, a Treviso. A proposito di Treviso, vi segnalo questa iniziativa importante dell'azienda di trasporto pubblico, la MOM, che ha deciso non di installare telecamere a bordo degli autobus, perché quelle ci sono già, ma di installare un sistema per cui in caso di pericolo, in caso di necessità, in caso di situazione critica, l'autista può premere un pulsante e automaticamente le immagini delle telecamere vengono trasmesse in diretta alla centrale operativa della questura. Quindi chi in questura controlla le immagini, improvvisamente vede cosa sta accadendo all'interno dell'autobus in questione e può così decidere di far intervenire le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, chi insomma è più vicino in quel momento, potrebbe così intervenire e risolvere eventuali situazioni di pericolo. Quindi una notizia insomma interessante, e quindi la tecnologia applicata in questo caso all'ordine pubblico, e anche perché finora le immagini potevano essere viste solo dopo che i fatti erano successi, cioè quando gli autobus erano tornati al parcheggio, al deposito, quindi insomma a volte un po' troppo tardi, ecco, diciamola così. C'è una notizia che arriva anche da Rovigo, dove un bambino potrà essere vaccinato contro il Covid-19 e ricevere altri vaccini obbligatori che finora non aveva ricevuto, grazie a una decisione del Tribunale di Rovigo, al quale si è rivolto il padre in una causa contro la madre Novax, da cui è divorziato. Quindi una decisione importante, direi, dei giudici del Tribunale di Rovigo, che ritiene ragionevole, insomma, che vada in un certo senso protetto il minore, quindi nel suo interesse abbia la copertura vaccinale, che la mamma a questo punto non serve che intervenga, decide il Tribunale nell'interesse del ragazzo. E come vedete è arrivato il Presidente Luca Zaia, e quindi ci trasferiamo a Marghera per sentire un po' gli aggiornamenti che arrivano da lui, il bollettino, immagino, e eventuali altre comunicazioni. Allora, innanzitutto presento gli ospiti che non hanno bisogno di presentazione, mi viene a ricordarlo. Alla mia destra la dottoressa Francesca Russo, che è responsabile della prevenzione a livello regionale, nonché coordinatrice del tavolo sempre della prevenzione a livello nazionale, quindi tutte le linee guida, e oggi vi parlerò anche di questo, che vengono emanate a livello nazionale, hanno un vaglio e hanno, diciamo, un tavolo di lavoro di preparazione da lei coordinato. Alla mia sinistra il dottor Paolo Rosi, responsabile del SUEM e massimo esperto di emergenza e urgenza, ma è qui anche nella sua veste di coordinatore e ottimizzatore di tutto quello che è la gestione, che è rappresentato dalla gestione delle terapie intensive in un momento Covid. Quali saranno le loro esposizioni? La dottoressa Russo vi parlerà dei dati di un aggiornamento rispetto intanto alle nuove linee guida per la scuola, che nascono da qui, da lei, e che sono oggi ufficiali, quindi capiremo quando e come si va in quarantena. Poi vi darà anche un'anticipazione di quello che dice l'ACDC rispetto ai vaccinati, e poi un po' di dati rispetto al progetto Scuola Sentinella, la sorveglianza eccetera. Invece il dottor Rosi
vi darà uno spaccato autentico, una fotografia di cosa sta accadendo nelle terapie intensive, ovviamente con particolare riguardo alle proiezioni e a quello che potrebbe essere oggi la terapia intensiva del Veneto se non avesse i vaccinati. Vabbè, ma poi spetterà a loro parlarvi di questo. Io voglio partire subito con il bollettino. Vi annuncio già che lunedì ci sarà il professor Palù che parlerà della terza dose. Siccome abbiamo avuto un sacco di richieste da parte dei cittadini di informazioni, ecco, il professor Palù parlerà della terza dose, l'efficacia, le autorizzazioni, quindi abbiamo anche l'onore di avere il professor Palù lunedì 12:30. Allora, i tamponi molecolari sono 7.227.538, tamponi rapidi sono 9.644.000. Quindi sostanzialmente sono quasi 17 milioni di tamponi in totale dal 21 febbraio 2020. I positivi nelle ultime 24 ore 931. Che sono il frutto di un'attività di testing importante, 84.248 tamponi, con un'incidenza, diciamo l'incidenza intesa come il numero percentuale di positivi sugli 84.000 tamponi, dell'1,10%. Numero di positivi dall'inizio della crisi, 487.192. Questi sono tutti quelli che abbiamo rintracciato con i 17 milioni di tamponi, quasi 17 milioni di tamponi. Positivi ad oggi 13.609, considerate che la punta minima in questo periodo l'abbiamo toccata con 8.009, quindi abbiamo più o meno 4.500 positivi in più in quarantena. Ricoverati totali, ci eravamo lasciati quando è che ci siamo visti, forse lunedì scorso, martedì, insomma adesso non ricordo, una settimana fa più o meno, con 247 ricoverati, oggi sono 330, più 11. Ricoverati in area non critica, 273, dei 330 273 sono in area non critica e 57 in terapia intensiva. L'ultima volta erano una settimana fa 47 se non ricordo male. Le terapie intensive non Covid, e quindi quelle frutto dell'attività ordinaria, sono 354, più le Covid che sono 51. Totale dei decessi 11.858 più 2, dimissioni 23.827 più 13. Allora, vi volevo intanto dare un dato che riteniamo utile ricordare, che sono le vaccinazioni. Siamo giunti alla 7.366.000 vaccinazioni, quasi 67.000, quindi 7.366.000 vaccinazioni. Nelle ultime 24 ore sono state praticate 14.248 vaccini, inoculati 14.248 vaccini, dei quali 1.015 prime dosi, cicli completati, quindi seconde dosi 4.517 e 8.716 terze dosi. Le terze dosi ad oggi ammontano a 166.304. La vaccinazione sta procedendo, noi stiamo entrando nel vivo della terza dose, per questo lunedì ci sarà anche il professor Palù, perché comunque voi sapete che la terza dose comunemente oggi è autorizzata dai 60 anni in su, ma immagino che questa settimana si abbasseranno anche nelle autorizzazioni le fasce di età,
è una terza dose che viene praticata dopo i 6 mesi dalla seconda dose, fatto salvo per i fragili che hanno i 28 giorni. Noi entreremo nel vivo delle vaccinazioni con la terza dose verso fine novembre, perché a ritroso scalate di 6 mesi vedete che entriamo nella fase nella quale abbiamo iniziato ad avere vaccini. Novembre sono 11 mesi, ne togliete 6 e si va a maggio praticamente, no? Sì, maggio. Quindi aprile-maggio abbiamo iniziato a avere vaccini. Quindi verosimilmente per noi sarà un surplus di lavoro, sarà rappresentato dal fatto che fine novembre e dicembre inizieranno ad essere cospicue le terze dosi, tant'è vero che non abbiamo dismesso centri vaccinali, abbiamo solo ridotto linee di vaccinazione, perché facendo 14.000 inoculazioni al giorno non abbiamo più, diciamo, quella necessità di farne 50.000 al giorno come avevamo già fatto, per cui abbiamo ridotto alcune linee di vaccinazione ma non chiuso centri vaccinali. La vaccinazione ad oggi è così attestata: dai 12 ai 19 anni, sapete, la vaccinazione è autorizzata solo sopra i 12 anni, dai 12 ai 19 anni di fascia di età 69,7%. Prima dose o complete? Questi sono prima dose, seconda dose o prenotazione, cioè nel senso anche i prenotati. Sì. 20-29 anni 83,3, 30-39 anni 78,8, perché lei c'era qui, sì, lei l'ha un po' più aggiornato. No, 01. Sì, vabbè, era 01. Sarebbe, scusatemi, 30-39 anni 78,9. Il dottoressa Russo giustamente c'era più aggiornato. 40-49 anni 79,5. 50-59 anni 85,4%. 60-69 anni 89,8%, 70-79 anni 93%, io per 80 diamo il 99,9%, cioè noi siamo ancora prudenti, non ci sia scappato qualcuno, nel senso che sì. La media regionale è 84,7% di vaccinati con cicli completi o con una dose o prenotati. Considerate che ormai le prime dosi le facciamo a 1 migliaio al giorno, per cui stiamo semplicemente parlando di quei 4-5 mila che fanno la seconda dose e basta. Questo è il dato. Allora, la vaccinazione sta procedendo. Ovvio che siamo in una fase nella quale si arriva a un punto di non ritorno, è innegabile, no? Cioè tu arrivi all'85%, vedo anche i colleghi. Avessimo avuto più vaccini all'inizio avremmo vaccinato molto di più, è innegabile questo, è innegabile perché il pathos e la disponibilità che c'era a gennaio 2021, fine anno 2020 e primavera 2021 non è lo stesso sentire che c'è oggi, anche perché oggi insomma i cittadini, come si può dire, dovremmo ricordare una cosa, di questo quasi 15% che non si vaccina, va ricordato che molti sono anche esentati perché sono persone che non si possono vaccinare. Poi ci sono coloro che non vogliono assolutamente vaccinarsi e poi ci sono coloro che hanno paura di vaccinarsi. Queste sono le 3 grandi categorie. Dobbiamo cercare di parlare ancora a questi cittadini, ma non perché sia un'ossessione, perché poi se vediamo i dati ci danno anche uno spaccato che ci fa capire, poi ve lo dirà la dottoressa Russo, ma in particolare il dottor Rosi, vi daranno dati su vaccinati, non vaccinati ed effetti clinici che sono, diciamo, inconfutabili. Io vi farò avere una tabella che è esemplificativa: 10 novembre 2020, 10 novembre 2021. Questa tabella ci dice che il 10 novembre 2020, ma io ve la dico velocemente poi vi do una copia, avevamo 50.000 tamponi, il 10 novembre di oggi 84.000 tamponi. I positivi il 10 novembre dell'anno scorso erano 2.763 quella giornata,
oggi sono 931. L'incidenza percentuale sui tamponi in quella giornata era il 5,47%, oggi è l'1,11%. E qua iniziamo con gli altri dati, quelli più interessanti. In terapia intensiva avevamo 210 persone, oggi ne abbiamo 57. Ricoverati in ospedale ne avevamo quasi 1700, oggi ne abbiamo 273. Dopo vi do la tabella, non preoccupatevi. I vaccinati erano 0, oggi sono l'84%, 82,3%, ha messo un dato un po' più basso. Per dire cosa? Per dire che la vaccinazione comunque l'effetto clinico ce lo dà intanto sul fatto che abbiamo molti asintomatici. Tanto è vero che noi abbiamo 931 positivi che intercettiamo perché abbiamo un contact tracing aggressivo. Cioè, nel momento in cui ci arriva il sintomatico con raffreddore, noi andiamo a tamponare tutto quello che è il suo contatto e relazione sociale, quindi è inevitabile che possiamo beccare anche molti asintomatici positivi. Vediamo che tra i vaccinati c'è meno possibilità di avere sintomi, oppure se ce li hanno molto spesso sono pauci sintomatici. Dall'altro vediamo che tra i vaccinati che vengono ricoverati sicuramente, poi ve lo dirà il dottor Rosi, non ne fanno la parte del verone quelli che sono in terapia intensiva, dove è infinitesimale la quota di vaccinati e invece primeggiano i non vaccinati. Gli appelli che diciamo, intanto siamo preoccupati del fatto che questo incremento delle positività, che ha anche una sua stagionalità, lo dobbiamo dire, che è poi legata strettamente al fatto che man mano cresce, o meglio diminuisce la temperatura, sto dicendo che cresce il freddo, diminuisce la temperatura, parallelamente noi ci chiudiamo in casa, ci chiudiamo in ambienti chiusi, non pranziamo più all'aperto, le porte dei bar e dei locali sono chiuse e ogni condizione di assembramento, se non protetta, ci porta alla positività. Ieri mi è stata raccontata l'esperienza, per dire, di una signora con 3 figli, la bambina più giovane aveva quindi da asilo, quindi penso 5 anni, è riuscita a gestire la positività della bimba in casa, imponendo ai 2 figli più vecchi, ma non di tanto, marito e moglie, di utilizzare l'FP2. Questa è la dimostrazione che loro non si sono infettati, avendo per 15 giorni la bimba in casa positiva. E vi ricordo che la carica virale nei bimbi non è assolutamente insignificante, fra l'altro anche sintomatica, quindi è la prova provata che bisogna mettersi in sicurezza. Siamo fortemente preoccupati del fatto che nelle piazze, vuoi per le castagne, vuoi per la manifestazione di protesta, vuoi per i raduni della situazione, vuoi per eventi, vuoi per quello che è tutto legittimo, perché stiamo vivendo, al di là delle grandi lamentele, stiamo vivendo come non ci fosse il Covid, perché l'unico segnale è quello di portare la mascherina, perché se ci togliessimo anche la mascherina, poi qualcuno si chiede anche se esistono gli ospedali. Ecco, davanti a tutto questo vediamo un sacco di cittadini senza mascherina. Ed è il vero problema, se no non si spiegherebbe come mai, al di là del buon lavoro che sta facendo il vaccino che non ci fa riempire gli ospedali, come mai comunque le infezioni ci sono. E siccome per avere l'infetto bisogna che ci sia un infettante e bisogna che tra i due non ci sia una barriera, è innegabile che vuol dire che molto spesso gli assembramenti e i rapporti, diciamo, tra le persone non sono, diciamo, protetti da quello che è il dispositivo, che è la mascherina e l'igienizzazione delle mani. Quindi appello ai cittadini di mettersi assolutamente al sicuro, di non abbassare la guardia. Abbiamo anche delle proiezioni rispetto a eventuali incrementi di numeri che oggi non anticipiamo. Di certo siamo preoccupati del fatto che per colpa di qualcuno non si butti via questo bel lavoro fatto. E non ci vengono a dire, ma adesso cosa dicono? Abbiamo detto che i vaccini risolvevano il problema. Assolutamente sì, visto e considerato i numeri che abbiamo oggi a fronte dei contagiati, i numeri in ospedale a fronte dei contagiati che abbiamo quotidianamente. I vaccini comunque
e dopo il dottor Rosi vi darà dei dati che sono assolutamente eclatanti. Però è pur vero che abbiamo ancora una parte di popolazione che non è vaccinata. Vi ricordo solo che in età lavorativa dai 18 ai 65 anni abbiamo 590.000 persone in Veneto che non sono vaccinate. Cioè abbiamo un 15% della popolazione che per diversi motivi non ha la vaccinazione, non intende farsela, e in un regime di libertà vanno rispettati, ma che comunque debbono quantomeno portare la mascherina. Quando vedo manifestazioni dove la mascherina non viene neanche utilizzata per non essere, come si può dire, ideologicamente dall'altra parte della barricata, mi preoccupa, perché tu puoi manifestare ma almeno mettiti la mascherina. Non posso non negare però che alcuni interlocutori, e mi spiace ricordarlo, ma che oggi sono contro il vaccino, 10 mesi fa erano contro l'utilizzo della mascherina. Quindi mi chiedo se il problema è il vaccino RNMA, lo studio, gli scienziati, i laboratori, o se il problema è qualcos'altro, perché esattamente a marzo-aprile del 2020 molti di questi interlocutori dicevano di non portare anche la mascherina, che era un atto di dittatura anche quello. Allora il problema non è, a questo punto il problema è molto più generale. Noi siamo preoccupati di non buttare via questo lavoro. I cittadini oggi ci chiedono in continuazione se tornerà il lockdown, e questa è la domanda ricorrente. Torneremo ad essere chiusi in casa? Con questi dati no, perché comunque i parametri sono ancora sul 3%, penso 3-4% di occupazione. Domani arrivano quelli nuovi. Giovedì avremo il dato di quelli nuovi e quindi presenteremo i dati, quindi non siamo sopra soglia, però è tanto vero che a forza di battere la testa sul muro riesce anche a rompere il muro, qualcuno ha la testa più dura del muro, e quindi c'è sempre il rischio dietro l'angolo di un cambio di colore di area, di restrizioni che arrivano. Vi ricordo che non c'è più, siccome abbiamo assistito a quello spettacolo indecoroso del chiudi, apri, e devi fare un'ordinanza in più, devi farne una di meno, e proteste per fare le ordinanze, proteste per non farle contemporaneamente da componenti diverse. Per fortuna la prevenzione ha tenuto una linea, la barra dritta, abbiamo affrontato anche i momenti più tragici, però vorrei ricordare che adesso, e ricordiamolo ai cittadini, è un automatismo, cioè non c'è più ambito di discrezionalità, colore, parametri, RT ospedaliero, tassi di occupazione, e pian piano, giorno dopo giorno, se nessuno arresta questo incremento, un bel giorno arrivi a un punto che ti chiudi tutto. È distante anni luce al momento, però non vorrei che qualcuno dicesse: va, siccome inizio mese e ho preso lo stipendio, ho preso la paga, stasera vado a far festa alla grande, e poi la farò anche domani, perché tanto prima di finire i soldi, ma non arrivi a fine mese, e quindi o fai digiuno per metà mese oppure devi fare qualcos'altro. Quindi evitiamo di subire restrizioni semplicemente per la volontà di tirare troppo la corda. Non facciamo provvedimenti accessori, perché non sono stati assolutamente valutati, però io proprio anche con un intervento che definirei anche un po' pacificatore, l'appello che faccio a tutti, in particolar modo a chi manifesta: quantomeno la protezione, quantomeno la mascherina. Poi uno può fare proteste per tutto quello che vuole, siamo in un paese libero, democratico. Penso che abbiate registrato che non ho mai avuto modo di commentare negativamente chi manifesta, a meno che non faccia atti violenti o altro. Però è pur vero che la protezione alla mascherina è un fatto anche di rispetto, no? Visto che si predica tanto di libertà, ma la libertà è anche quello di garantire agli altri che non si infettino, che non ci siano problemi. E io non aggiungerei altro, anche perché i due relatori hanno un sacco di cose da dire. Passerei la parola alla dottoressa Russo e poi al dottor Rosi. Le cedo al posto. Volete fare le domande subito? Sì, dai. Ma un giro veloce, perché poi abbiamo i due relatori. Prego. Allora comincia Filippo Rosato. Solo una domanda. C'è un problema col microfono qui. Forse è il tuo. Vai.
una domanda, insomma, lei ha parzialmente risposto, ma è la domanda che tutti si fanno, insomma, se c'è una eventualità ragionevole di salire in fascia gialla, quale potrebbe essere la prospettiva temporale di questo passo? So che non avete la sfera di cristallo, ma insomma, guardando un po' la curva attuale e la dinamica, qual è la vostra previsione? E se possiamo ricordare alla gente, che ormai se l'è dimenticato, cosa succede in zona gialla, eventualmente? Sì, e intanto diciamo che noi ad oggi non abbiamo proiezioni nel breve e quindi nel lungo è impossibile farle per una zona gialla. È pur vero, perdonatemi se lo dico, c'è un effetto Larsen sui... Perdonatemi se lo dico, forse è troppo alto il volume, ma io penso che la prima nostra preoccupazione sia legittimo che sia non la zona gialla, ma cosa accade negli ospedali, perché ci occupiamo della salute dei cittadini. E il giorno che tu ti ritrovi davanti la zona gialla, vorrei ricordarlo a tutti, che poi vogliamo ricordare le restrizioni, se le ricorda la zona gialla vagamente. Adesso diciamo che la zona gialla non porta molte differenze rispetto all'area bianca, c'è la mascherina anche all'aperto per quanto riguarda la zona gialla, e poi diciamo che per quanto riguarda le attività al momento con la zona gialla sarebbero comunque tutte garantite, però ritornano le restrizioni della numerosità anche delle persone all'interno dei ristoranti, e quindi diminuisce insomma quella libertà che abbiamo adesso. E naturalmente la zona gialla significa cominciare a varcare quella soglia che ci vuol poco che diventi arancione, il che significa restare tutti nei confini della propria regione, cominciare a ridurre le fasce di apertura e tutte le cose che insomma ci siamo dimenticati. Quindi la zona gialla, pur apparentemente non determinando insomma una notevole riduzione di quella che è la libertà, è l'inizio di un percorso che potrebbe poi portare naturalmente a questo, alle zone peggiori. Poi la permanenza nelle varie aree non è una settimana, ma minimo è 2 settimane, e quindi poi insomma c'è un percorso a ritroso che naturalmente, per ripristinare la libertà di cui godiamo adesso, di cui parlava il Presidente, dove le attività sono riprese al 200%, sarà sicuramente più dura. Quindi l'importante è cercare di mantenersi. Non so io. No, è sufficiente. Quindi, però noi prima dell'area gialla ci preoccupiamo del tema dei ricoveri, perché i ricoveri, quando cominciano a pesare, anche se in maniera sostenibile, deprimono. Considerate che noi siamo impegnati con l'antinfluenzale, con le vaccinazioni, con i tamponi. Se aumentano anche i ricoveri Covid, finisce che chi ci rimette sono quelli non Covid, che quindi ci rimettono gli screening, le attività fatte in elezione, tipo le protesi, la protesica in generale, interventi di cardiochirurgia programmati, l'oculistica. Quindi bisogna anche rendersi conto che al di là di fare i fenomeni, dietro a 68 ospedali ci sono 7-8 mila ricoverati al giorno che hanno diritto ad avere cure. Ok, grazie. Prego. Allora io ho iscritti Angela Pederiva. Guarda che è il tuo che fa. Grazie. Pederiva e Michela Nicolosimoro. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Tra gli effetti collaterali del Covid viene segnalato anche una fuga del personale medico da alcune specialità più esposte, il pronto soccorso, anestesia e rianimazione, le malattie infettive. Sappiamo che anche nella scelta per l'iscrizione alle scuole di specialità si registrano addirittura borse che contrariamente al passato, quando ne mancavano, adesso vengono addirittura lasciate lì. Oggi il sindacato degli ospedalieri CIMO segnala in particolare un monitoraggio nei pronto soccorso. Su un campione di 24, 18 sono costretti a ricorrere a forme di ingaggio, per così dire a gettone, tramite le cooperative e la libera professione. Teme uno scadimento nella qualità dell'erogazione del servizio a fronte di questo ricorso sempre più massiccio a queste forme di lavoro non stabilizzato? Guarda, rispondiamo in due, poi lascio anche al dottor Rosi che è un esperto di pronto soccorso. Io dico che intanto ci stiamo rivolgendo a dei professionisti, quindi dobbiamo dire ai cittadini che comunque coloro che vengono ingaggiati sono medici, laureati, abilitati e che possono fare questa professione. Può essere che se sono giovani magari hanno meno esperienza, però comunque sono dei professionisti abilitati.
Dall'altro questo è il segno dei tempi, cioè che oggi si faccia un gran parlare di questo, quando lo facevamo, e lo facevo io in particolar modo qualche anno fa, addirittura assumendo, ve lo ricordate, 300 medici laureati, abilitati e non specializzati, venne fuori una polemica paurosa. Dopo col Covid abbiamo visto che la battaglia che abbiamo fatto per portare a 70 anni di età pensionabile è stata, come si può dire, è stata accettata d'ufficio. Le assunzioni di medici addirittura ce le andiamo a prenotare e abbiamo iniziato a farli lavorare ancora quasi prima che anche prima che si finissero tutto il corso di studi. Questo dimostra che questo paese deve acquisire un'elasticità un po' più anglosassone nell'approccio, perché a far troppo la culla della cultura poi finisce così, cioè noi ci vantiamo sempre di essere la culla della cultura, di avere una visione anche della giurisprudenza diciamo estrema, siamo dei legulei, un popolo di legulei, bisogna essere un po' più pratici, mancano i medici. Vi farei dire al dottor Rosi cosa sta accadendo nel pronto soccorso e nell'emergenza urgenza rispetto a questo. Beh sì, il Presidente ha già anticipato il succo del problema. Questo non è un problema che riguarda solo il Veneto, riguarda tutta l'Italia, c'è un problema di carenza sul fronte dell'emergenza, è diffuso. Siete cercato di correggerlo aumentando i posti letto di specialità nell'area della medicina d'emergenza-urgenza, ma anche dell'anestesia e rianimazione, che è ugualmente afflitta da questo problema. Alcuni non sono andati coperti, però comunque questi specializzandi daranno nel giro di qualche anno un contributo importante. Bisogna fare diversi interventi che sono allo studio, perché è chiaro che in questo momento si rischia anche il serpente che si morde la coda, perché il maggior carico di lavoro su un organico ridotto vuol dire più gente che tende ad allontanarsi perché i carichi di lavoro diventano più pesanti, no? Quindi il rischio è questo feedback positivo che continua a incrementare la riduzione dell'organico. Quindi una correzione da un lato andrà fatta sugli aspetti organizzativi, cercando di facilitare quelle attività che possono essere più stressanti, facilitando il deflusso dei ricoveri, riducendo gli accessi incongrui, eccetera, eccetera. Un'incentivazione anche economica che il governo ha già stanziato, anche se non sarà così cospicua, ma comunque è un segnale in questo senso. E poi nuove forme di coinvolgimento del personale in formazione a cui stiamo pensando, quindi un maggiore coinvolgimento degli specializzandi per quelle attività a basso impegno professionale, che quindi scaricano questa attività del personale dipendente, ma anche fanno sì che introduciamo nel circuito nuovi soggetti che magari poi scelgono questa strada. Su questo col direttore generale, dottor Flor, stiamo ragionando anche una proposta da portare avanti col Ministero per incentivare la presenza di specializzandi anche di altre specialità all'interno del pronto soccorso. Fa bene alla struttura sanitaria, ma fa bene anche a loro, perché tutto sommato, anche se poi un professionista fa un'altra attività, avere esperienza di pronto soccorso può tornargli utile più avanti. Dottor Rosi, sempre del quarto e quinto anno o anche precedenti come annualità? Ma diciamo che stiamo pensando a una formula come quella che si utilizza per la continuità assistenziale. L'attività di continuità assistenziale o guardia medica è l'unica attività che è consentita agli specializzandi, perché tutto il resto, tutti gli altri tipi di contratto sono vietati. Però insomma, sono un bacino di medici giovani in cui ci può essere beneficio per entrambi, al di là dell'aspetto economico, che magari non è così importante, però è comunque un incentivo in più per questi specializzandi. Prego. Michela Nicolussi Moro. Buongiorno. Buongiorno. Allora, in parte ha già risposto anticipando che non state valutando altri tipi di restrizioni, però volevo capire, Presidente, come la pensa riguardo alcune iniziative che sono state adottate per esempio dall'Austria e che adesso sono al vaglio di altri governatori come Compacer a Bolzano oppure anche Federica in Friuli, e cioè di pensare a della sorte di lockdown o divieto d'accesso anche nei negozi ai non vaccinati, riservati solo ai non vaccinati. Guarda, io ho letto non mi risulta che al momento ci siano colleghi che stanno affrontando questo. Sicuramente c'è dibattito, però
ci viene anche fatto sottolineare, evidenziare che il tema costituzionale è un tema importante in questo Paese. Io non conosco la Costituzione dell'Austria e fra l'altro ieri ho incontrato anche degli austriaci che mi parlavano di questa scelta austriaca. È pur vero che a me sembra impraticabile a livello nazionale in virtù della Costituzione, quindi immagino che anche la scelta del Green Pass che si è fatta sia proprio in questa direzione, per evitare situazioni di trattamento diverso tra cittadini, nei confronti dei cittadini. Non so se sia praticabile anche dal punto di vista costituzionale, noi non la stiamo valutando. E l'altra cosa invece volevo chiederle questo. Prego. Dagli ultimi dati del Ministero della Salute, almeno che hanno fornito a noi, risulta che le terze dosi sono non particolarmente diffuse tra i sanitari. Il 50% dei sanitari non l'avrebbe ancora assunta, con punte riscontrate nel Veneto del 60% di sanitari che mancano all'appello per la terza dose. Vi risulta? Sono loro che non la vogliono fare? Vi state organizzando? Volevo capire se c'è un po' di resistenza da parte dei sanitari a fare la terza dose. No, ci risulta, stanno accedendo alla terza dose, questo è anche altrettanto vero, quindi confermo le percentuali, confermo che stanno accedendo alla terza dose. Considerate che non è schedulata come le altre dosi perché non c'è l'obbligatorietà, per cui è anche umano che uno dice ma me la faccio la prossima settimana, aspetto una settimana in più, poi nella logica dei grandi numeri questo va a pesare nel bilancio, però stanno accedendo alla terza dose, insomma sento i direttori, anche l'altra mattina abbiamo fatto la riunione, insomma c'è afflusso per la terza dose, anche perché c'è più di qualcuno che poi si è fatto tra i primi, si è fatto fare la titolazione anticorpale e ne viene fuori che il booster è proprio booster, nel senso che la terza dose ti fa fare il pieno di anticorpi, ma verrà lunedì il professor Palui, vi spiegherà bene anche la dinamica dell'autorizzazione della terza dose e cosa produce la terza dose dopo l'inoculazione. Avete visto che fra l'altro oggi c'è una notizia, non mi ricordo più dove l'ho letta, ma comunque è il vero tema dei temi, l'RNA messaggero, no? E coloro che hanno inventato, quei coniugi della biotech che hanno inventato questa nuova, tra virgolette, modalità, no? Di cura, dicono che sono pronti già con i primi farmaci ad RNA messaggero per alcuni tipi di tumore, tra i quali il melanoma e l'HIV, la malaria e la tubercolosi. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa tecnologia, definiamola così impropriamente, dell'RNA messaggero è solo l'inizio di quello che saranno delle cure mirate, dove quello che inoculiamo entra direttamente nella partita contro la malattia e quindi c'è una nuova frontiera che si sta aprendo. Questo va sottolineato. Dopo ci sarà anche chi dice che io non mi faccio vaccino, vedremo quando ci sarà anche il farmaco fatto con l'RNA messaggero e è una patologia grave, se dirà io non mi curo questo farmaco. E per il dottor Rosi chiedo dopo? Prego. Posso chiedere? O se no ti spiace, facciamo la fine così magari sentite l'esposizione. Però passerei all'esposizione, prego. Cristina Giacomuzzo. Buongiorno. Riallacciandomi al concetto su terza dose sanitari, chiedevo come siamo invece per quanto riguarda il blocco dei sanitari che ancora non hanno fatto neanche un vaccino, se avete qualche numero di aggiornamento delle sospensioni che sono state fatte. Qui al momento no, però ve li possiamo far avere, nel senso che poi vi ricordo che il dottore del lavoro è il direttore generale dell'ULSS, per cui sono tutti provvedimenti aziendali, non competono alla regione. Io posso raccogliere i dati per dirvi qual è lo stato dell'arte, qualche giorno ve li diamo se avete necessità di questo. Le chiedevo anche un'altra cosa a completamento dell'input che ha dato sulla pressione e l'importanza di indossare la mascherina durante i cortei. Adesso a livello nazionale dovrebbero arrivare delle chiare indicazioni su come vanno fatti questi cortei. Cosa ne pensa di questa presa di posizione? C'era il sindaco di Padova che aveva già pensato ad un'ordinanza e alla risposta, scusi poi completo, alla risposta che pare sia arrivata dagli organizzatori, vabbè noi allora organizziamo comunque dei cortei ma lo facciamo in macchina, come a dire noi comunque manifestiamo. Guarda, la manifestazione... Con buona pace dei commercianti, intendo dire. La manifestazione è un diritto democratico. Deve essere tollerata nella misura in cui non diventi una privazione della libertà degli altri, perché 16 sabati consecutivi
di manifestazioni, ho letto di Milano piuttosto che altre realtà, sì, Padova ad esempio, sono coordinate. Dopodiché la mascherina nelle condizioni di assembramento, che sia il corteo dei manifestanti Novax o la fiera della situazione, io direi che è utile portarla, appunto. Mi sono fatto fiera a cavalli e ho portato sempre la mascherina, ma come molti altri, nel senso che c'è un po' questo equivoco delle istruzioni per l'uso. All'aperto non si porta la mascherina, magari chi non riflette un po' più in là, non usa il buon senso, dice ma all'aperto non si porta la mascherina, mi no, porta, magari è in mezzo a una folla da paura che innalza anche la temperatura dell'ambiente esterno da quanti sono a forza di alitare, c'è di tutto in giro, quindi va portata la mascherina in condizioni di assembramento. Ma mi pare che questa non sia definita dalle linee guida nazionali, questa della mascherina, o sì? No, non è definita, le linee guida nazionali però introducono il principio no, ma anche del buon senso, nel senso che se sei in condizioni di assembramento dice devi portare un dispositivo, punto. Poi che tu sia sotto le stelle o sia all'interno di una fiera, di un capannone, devi renderti conto quanta carica c'è. L'ultima cosa, poi mi taccio, chiedo scusa, per quanto riguarda invece le liste di attesa per le prestazioni sanitarie che sono in ritardo e che si sta cercando di recuperare, come stiamo andando anche in vista di una pressione ospedaliera che per quanto poco sta aumentando sempre più? Allora, stiamo andando, non so darti l'aggiornamento di oggi, ma noi siamo partiti da 500.000 visite diciamo in sospeso, con non poche difficoltà. Abbiamo tentato e stiamo recuperando come pubblico e abbiamo anche cercato di coinvolgere al massimo i privati per un semplice motivo, perché noi abbiamo una miriade di dipendenti, migliaia di dipendenti impegnati con la fase di testing, quindi tamponi. Vi ricordo che ormai siamo sui 100.000 tamponi al giorno, oggi ne abbiamo 85.000. Abbiamo la fase delle vaccinazioni, dove abbiamo 1.600 persone schierate in 60 centri vaccinali, per cui è inevitabile che i privati siano stati coinvolti. Anche qui l'aggiornamento ve lo darò, nel senso parleremo con l'assessore Lanzarini e vedremo di fare un aggiornamento anche di questo. Lei ha il monitoraggio Lanzarini su questo. Grazie. Se non ci sono altre domande passiamo la parola ai tecnici. Grazie, buon lavoro. Vi lascio. Dottoressa Francesca Russo. Grazie. Buon lavoro. Buongiorno a tutti. Allora, come diceva il Presidente, parliamo un attimo della scuola, perché la circolare che avevo anticipato l'ultima volta che ci eravamo visti è praticamente arrivata come circolare da parte del Ministero. E quindi la circolare ha praticamente l'obiettivo di, come si può dire, standardizzare quello che è il comportamento a livello di tutte le regioni, e con l'obiettivo principale che è quello di far sì che ci sia la massima presenza, la massima presenza a scuola anche nel caso in cui ci dovessero essere dei casi positivi nell'ambito della classe. Allora, quindi quando quello che più o meno abbiamo provato e portato avanti per la maggior parte dell'anno scolastico scorso era che in presenza di un caso positivo la classe rimaneva in presenza se non c'erano altri casi secondari. Quest'anno, quindi, in presenza di un caso positivo, con le nuove indicazioni, tutti i bambini, tutti gli studenti fino al momento in cui non fanno il test restano a casa. Abbiamo messo il tempo è massimo 48 ore, però negli incontri che abbiamo fatto con le aziende e quello che abbiamo anche dato come indicazioni, ma stiamo formulando delle indicazioni specifiche, è quello di fare il prima possibile, perché questo intervallo fra il momento in cui viene data la notizia per cui tutti devono restare in classe, il momento in cui fanno il test e quindi possono ritornare, sia il più breve possibile. E stiamo cercando, con tutte le difficoltà di cui prima, quindi di stare presenti su tutti i fronti, di far sì che ci siano dei percorsi dedicati all'effettuazione del test della popolazione scolastica nel caso in cui appunto devono farlo per rientrare.
tutti i soggetti appunto, se sono negativi, rientrano in classe, e quindi questa è la prima. Poi l'elemento diverso è che nel caso in cui ci sono 2 casi nella stessa classe, l'anno scorso in presenza di 2 casi tutti stavano in quarantena, adesso in presenza di 2 casi possono tutti gli altri, se negativi, diciamo, se sono vaccinati restano in classe, se non sono vaccinati vanno in didattica a distanza. Ecco, questa è la differenza. Per quanto riguarda invece più di 2 casi, quindi 3 casi, in quel caso se abbiamo 3 casi stanno tutti a casa. Chiaramente da questo tipo di organizzazione sono esclusi i bambini della fascia 0-6, cioè della scuola dell'infanzia, perché lì è molto difficile fare una differenza rispetto al rispetto delle che sono il distanziamento, perché sono troppo piccoli, e quindi lì quando c'è un caso stanno tutti a casa. Ecco, questo nell'ottica praticamente di mantenere sempre di più la didattica in presenza. Queste sono le nuove indicazioni. Tra l'altro il 26 ottobre l'ICDC ha pubblicato i propri, quelle che sono le indicazioni, facendo naturalmente, come si può dire, la valutazione di quello che stanno facendo tutti i paesi, e dà lo stesso tipo di orientamento. Loro dicono, se c'è un caso, addirittura dicono fa il test soltanto quelli che erano seduti vicino al bambino, gli altri vanno in classe e non fanno neanche il test, questo dice l'ECDC. Poi invece se ci sono 2 casi non vanno in didattica a distanza, se ci sono 3 casi vanno in didattica a distanza, quindi più o meno lo stesso comportamento. Poi l'ICDC introduce un altro orientamento che riguarda praticamente tutti i contatti di caso. Dice che se abbiamo dei soggetti che sono contatti di caso positivo, questo indipendentemente dall'età, e sono negativi al tempo 0, non vanno in quarantena, mentre noi abbiamo ancora la quarantena di 7 giorni per i vaccinati, 10 giorni per i non vaccinati. Quindi potrebbe essere che se si introduce questo tipo di percorso, questo garantirebbe, oltre al fatto di stare a scuola, anche di poter continuare l'attività lavorativa per le altre fasce di età. Questo è l'elemento nuovo che introduce l'ECDC. Ritornando alla scuola, per qual è la nostra situazione? Gli ultimi dati sono in linea quasi con le settimane precedenti, una leggera diminuzione, ma non è significativa se non riscontrata nel lungo termine. All'incirca abbiamo 300 soggetti positivi, ma poi vedremo le tabelle, e abbiamo praticamente in totale dall'inizio della scuola abbiamo avuto 3.410 positivi di studenti, 233 per quanto riguarda gli insegnanti. Poi la maggior parte si sono chiusi, attualmente ancora positivi in totale ne abbiamo 1.382 e studenti in quarantena sono 7.275. E gli insegnanti 446. La fascia di età più colpita sono la scuola primaria, e invece vanno un po' a decrescere nella scuola secondaria. Dalla nostra esperienza, anche per rassicurare il discorso dei 2 casi, vaccinati stanno in classe, gli altri non stanno in classe, i casi secondari sono pochissimi. In genere quando si manifestano i casi nella scuola c'è sempre un solo caso, i casi secondari sono veramente pochissimi, intorno al 7,9%, quindi le situazioni di trasmissione da un soggetto positivo a un altro compagno di classe sono molto poche, e questo è un elemento positivo perché vuol dire che nelle classi vengono rispettati i distanziamenti, vengono rispettate le misure di igiene respiratoria, e quindi fortunatamente non abbiamo dei grossi focolai che interessano più di 2 o 3 soggetti nell'ambito della stessa classe. Mi perdoni. Come? Mi perdoni dottoressa, sì. Se interrompo. Ci stiamo riferendo alle classi, cioè al range scolastico dai 6 anni sì. ai
Dai 6 ai 18, 19 alle scuole secondarie. Ok, sì. grazie. Sì, sì. Poi abbiamo anche fatto un confronto, questo ve lo possiamo dare, di quello che è il tasso, quindi il numero di positivi su 100.000 per quanto riguarda la fascia 0-18, com'era l'anno scorso e com'è adesso. Poi ve lo daremo, e rispecchia praticamente quello che è l'andamento di cui si parlava prima per quanto riguarda l'incidenza negli adulti. Quindi se noi fotografiamo questo momento rispetto a quello che era l'andamento l'anno scorso, praticamente siamo a 1/3 di quello che era l'incidenza l'anno scorso. Ecco. Quindi ciò significa che quello che succede naturalmente nell'andamento che riguarda tutta la popolazione si riflette anche nell'andamento delle fasce 0-18. Consideriamo che abbiamo una alta copertura di soggetti vaccinati a partire dai 12 anni, l'abbiamo visto prima, e quindi questo insomma ha la sua importanza. Sta continuando il progetto delle scuole sentinella che diciamo, voglio sottolineare adesso, è esteso praticamente a tutti gli studenti, e abbiamo al momento 69 scuole coinvolte. Sono stati programmati 31.223 test che si stanno facendo, e al momento ne sono stati effettuati 21.700 e abbiamo trovato 12 studenti positivi. Perché si chiamano scuole sentinella? Che cosa ci servono? Ci servono a poter individuare con un'azione di screening assolutamente volontaria, abbiamo però il 78% di adesione, di individuare dei casi che poi ci consentono di monitorare tutti quelli che stanno attorno, sia nell'ambiente scolastico che nell'ambiente familiare. Quindi tutti elementi che ci portano a contenere l'eventuale aumento, diciamo, nella numerosità dei casi. Questo per quanto riguarda la scuola, ma poi vi faremo avere insomma le tabelle e quindi avremo la possibilità insomma di vederlo. In questo momento si sta facendo una riunione, i miei collaboratori stanno facendo una riunione con l'ufficio scolastico regionale e con i dirigenti scolastici, questo per uniformare quello che è il comportamento nell'ambito di tutte le scuole. Ecco, non ho detto una cosa che è importante per quanto riguarda quando però i bambini non vanno in quarantena, anche se c'è un solo caso, al 5° giorno fanno un tampone. E questo monitoraggio al 5° giorno viene anche riportato dall'ECDC e viene consigliato nel caso in cui ci sia un contatto vaccinato che al tempo zero è negativo e quindi non va in quarantena, va in autosorveglianza e consiglia un tampone al 4-5 giorno. E quindi è un principio che praticamente si ripete e che risulta essere applicabile un po' a tutte le fasce di età. Differenziando sempre più, io credo che questo sia un elemento che emerge, quella che è la pericolosità del manifestarsi della malattia in un soggetto vaccinato rispetto a un soggetto non vaccinato, e quindi speriamo che insomma la vaccinazione rappresenti sempre di più una barriera all'espandersi insomma delle infezioni, ma soprattutto del manifestarsi della malattia vera e propria. Ecco. Non so se adesso... Domande per la dottoressa Russo. Michela Russi Moro. Dottoressa, mi scusi, solo un chiarimento per capire meglio. Allora, i dati che lei ci ha fornito adesso per quanto riguarda i contagi in leggero calo, con 1382 positivi attuali, eccetera, si può ripetere, sono calcolati su una platea di quanti studenti, quanti insegnanti? Di nuovo tutti i numeri. Perché se no abbiamo numeri ogni volta diversi per essere più precisi possibile. Grazie. Allora, adesso vado un po' a memoria, mi sembrava che fossero 800.000 tutti gli studenti, adesso quelle degli insegnanti non me lo ricordo. Gli insegnanti va bene, ce l'abbiamo. Ecco, e le scuole sono le stesse non sono sì, sono sempre... No, non sono le scuole sentinella, queste sono tutte, esatto, tutte le scuole. Abbiamo 900 migliaia per avere... adesso non lo so, ma adesso poi vi mando, insomma, lo dico anche perché qui non ce l'ho segnato, per non dare numeri che poi magari insomma dobbiamo ritrattare. Ecco, e l'altra cosa tecnica rapidissima, questo monitoraggio viene fatto soltanto sui ragazzi sintomatici?
Quale monitoraggio? Il monitoraggio non delle scuole sentinella, ma il monitoraggio sulle scuole, per capire la differenza tra i due protocolli. Il monitoraggio sulle scuole. No, allora quello delle scuole non è un monitoraggio. Allora i casi che si verificano nelle scuole sono quelli che ci vengono segnalati nel momento in cui c'è un test positivo. Quindi segue lo stesso percorso della segnalazione di un test positivo che riguarda tutte le fasce di età. Nel momento in cui abbiamo un positivo che risulta in età scolastica, scatta naturalmente il protocollo di contact tracing e si applica all'ambiente scolastico. Cosa vuol dire? Che se abbiamo un caso in un bambino della prima A che ha 10 anni, l'azienda ULSS ha un suo referente Covid che subito contatta il referente scolastico, certe volte al contrario, lo sa prima il referente scolastico e lo comunica al referente del SISP, da qui viene individuata la classe, quindi vengono contattati tutti i bambini, vanno a farsi il tampone tutti quanti al centro, al lab Covid, e in base a quello che è il referto, se sono tutti negativi, tornano in classe. Per quanto riguarda il singolo soggetto, vengono naturalmente valutati anche i contatti familiari o altri contatti della vita sociale del bambino, insomma quelli che sono stati i suoi contatti stretti e non. Se il caso rimane uno all'interno della classe, tutti i compagni di classe tornano a fare scuola in presenza. Quindi questo non è un monitoraggio, questo è proprio un protocollo che si applica specificatamente alla scuola per quanto riguarda la frequenza, ed è l'indagine epidemiologica è la stessa che si applica se fosse un ambiente lavorativo o se insomma fosse un altro tipo di ambiente frequentato dal soggetto positivo. Le scuole sentinella invece è diverso, cioè gli stessi soggetti che fanno parte della scuola sentinella ogni 15 giorni fanno il tampone salivare e quindi sono proprio, come dice il termine, da sentinella per quelle scuole, per quella fascia di età, e ci dà la possibilità di vedere da un altro punto di vista, cioè controllando sempre le stesse persone, sempre le stesse scuole, che tra l'altro sono state selezionate perché erano le scuole più numerose, dove c'è la confluenza di studenti che vengono da un diverso bacino, insomma, di utenze, quindi hanno anche una rappresentazione geografica oltre che per età e per tipo di scuola, e ci consente di seguire un trend di positività nell'ambito appunto scolastico, oltre che a farci da sentinella nel caso in cui ci fossero dei positivi. E l'ultima cosa, dottoressa, abbiamo idea in questo momento di quante classi sono in quarantena? Allora, il numero delle classi forse ve lo do dopo nella tabella, perché ce l'abbiamo anche distinte. Vi posso dire che la fascia più interessata, come ho detto prima, è quella delle primarie, e poi tende un po' a diminuire man mano che i ragazzi insomma vanno nelle classi superiori, però dopo vediamo anche il numero di classi precise per fascia. Sì. E volevo chiederle anche a che punto è il focolaio nel Covid Hospital di Schiavonia, a che punto siamo, perché io questo non glielo so dire. Nel reparto di medicina? Non lo so, questo non se ci date un aggiornamento? Sì, se vediamo un aggiornamento anche su questo. Grazie. Ce lo segniamo. Se non ci sono altre domande passerei al dottor Rosi, che ci parla dell'aspetto terapie intensive. Buongiorno. Allora seguo i grafici che poi Alberto vi consegna, quindi quello che vi dico lo trovate con tutti i numeri e le descrizioni lì dentro. Io volevo fare il punto, ma soprattutto parlarvi di come si leggono questi numeri, perché con la situazione attuale si rischia di dare una lettura che non rappresenta bene l'andamento della situazione, soprattutto per quanto riguarda il discorso vaccinati e non vaccinati. Allora, come stanno andando le terapie intensive? Troverete due grafici all'inizio, uno è quello che inizia a ottobre dell'anno scorso, tanto per darvi l'idea della proporzione, e l'altro invece è quello che fotografa gli ultimi 3 mesi, 4 mesi. Allora, noi abbiamo toccato il minimo a luglio, quando le terapie intensive praticamente non avevano quasi pazienti Covid, poi abbiamo avuto una ripresa
che ha avuto un culmine verso metà fine agosto, in cui abbiamo superato i 50 letti occupati. Da lì abbiamo avuto una stabilità per circa un mesetto e poi a fine settembre i posti occupati sono tornati a scendere fino a 35. Nell'ultima settimana, a partire dai primi novembre, abbiamo avuto una risalita anche piuttosto brusca che ci ha riportato ai livelli che avevamo a settembre. E come vedrete nella seconda pagina si vedono i picchi rossi di un incremento dei posti letto invece della diminuzione che avevamo osservato nei giorni precedenti. La maggior parte dei pazienti sono intubati, ce ne sono pochi in ventilazione non invasiva o in ossigenoterapia che probabilmente sono in una fase di svezzamento e quindi di prossima dimissione. Ne abbiamo 2 di gravissimi che sono assistiti con l'ossigenazione extracorporea. Come voi già sapete, 50 è il limite che ci siamo posti a livello regionale tra la fase 1, che è la fase ordinaria, e la fase 2, che è l'inizio dell'attivazione dei posti letto aggiuntivi, quelli che noi diciamo ad attivazione CREU, che sono quelli stabilmente allestiti in cui basta assegnare il personale. Noi già a inizio settembre avevamo disposto un incremento per ciascuna azienda di posti letto, sono circa una quarantina di posti letto aggiuntivi che sono in questo momento in una fase che cambia a seconda delle varie province. Come vedete la tabella, ci sono delle province che sono ampiamente in fase 2 e ce ne sono altre che sono borderline, alcune che proprio sono scarsamente interessate dal fenomeno di ricovero in terapia intensiva. Quindi queste aziende si stanno regolando su questi letti aggiuntivi in base a come cambiano i numeri, e in questa fase, siccome i numeri sono relativamente bassi, è facile che ci siano dei saliscendi, perché magari escono quel giorno più pazienti che erano già ricoverati, ne entrano meno, altri giorni non ne escono e quindi assistiamo a una risalita. Per il momento noi restiamo in questa situazione. Le proiezioni in questo momento sono piuttosto difficili da rendere attendibili perché sono numeri piccoli e le variazioni quindi sono poco consistenti ed è difficile avere un trend sicuro. Abbiamo sostanzialmente una proiezione media che ci dice che non dovrebbero aumentare di molto i posti occupati, ma ha una forchetta piuttosto ampia, per cui potrebbero diminuire, potrebbero anche salire sopra gli 80. Questo a distanza di una quindicina di giorni. Diciamo che ci aspettiamo, se si conferma come in passato è avvenuto e quindi speriamo che resti così, avremo un incremento piuttosto contenuto che non andrà molto oltre i 50 letti. E quindi per il momento non faremo, se non ci sono variazioni improvvise, altre modifiche di ulteriori attivazioni che sapete vogliono dire riduzione poi dell'attività ordinaria. È cambiato qualcosa rispetto alla provenienza, alla nazionalità dei pazienti. Noi a settembre, agosto-settembre abbiamo visto una forte incidenza di ricoveri provenienti dall'est Europa, non di gente che viva lì, ma di residenti in Italia che però erano stati, che sono di nazionalità dei paesi dell'est e che erano stati nei paesi durante i mesi estivi, erano arrivati a coprire quasi il 40% dei decessi in terapia intensiva. Oggi sono scesi al 25%. Questo ci sta un po' perché aumentano gli italiani ricoverati, quindi sta aumentando il fenomeno dei contagi all'interno dell'Italia, e un po' perché probabilmente ci sono meno viaggi nei paesi dell'est rispetto a quello che accadeva quest'estate. Adesso arriviamo al discorso vaccinati e non vaccinati. Allora, io ve li ho messi tutti i dati, però vorrei darvi questo criterio per leggerli. Allora, nel mese di ottobre i nuovi ingressi, cioè pazienti che entrano in terapia intensiva, erano per il 35% vaccinati e il 65% non vaccinati. Fino adesso, nei primi 10 giorni di novembre, abbiamo 81% di ricoveri di non vaccinati, che sono 29, e 7 vaccinati, che sono il 19%.
attualmente ricoverati, cioè se andiamo a contare quelli che stanno occupando i letti, sono per il 73% non vaccinati e per il 27% vaccinati, quindi 17 sono vaccinati. Allora però se noi le prendiamo così sembra che ci sia un'ampia diffusione dei ricoveri per coronavirus terapia intensiva tra i vaccinati, ma in realtà se tutta la popolazione fosse vaccinata noi avremmo un 100% di vaccinati ricoverati, questo è evidente. E allora quindi il riferimento va fatto alla popolazione di riferimento. Se noi prendiamo il popolo dei vaccinati, che oggi arriva a 3.800.000 circa, poi una cifra variabile, comunque di questi 3.800.000, se andiamo a vedere quanti ricoveri escono da questo vaccino, troviamo che si è ricoverato nella prima settimana di novembre un paziente ogni 1 milione di abitanti. Okay? Se prendiamo in considerazione l'altra popolazione, cioè gli 800.000 non vaccinati, scopriamo che da questi sono usciti 23 ricoveri e che quindi la loro incidenza è di 27 casi per 1 milione di abitanti. Questa è la lettura che dimostra anche come il vaccino sta proteggendo prima i pazienti ovviamente, ma anche le terapie intensive. Se noi fossimo nella condizione di tutti non vaccinati, con un'incidenza di questo tipo, vorrebbe dire per ogni settimana 130 ricoveri in terapia intensiva. Vorrebbe dire che noi oggi saremo nella stessa identica situazione che avevamo durante la terza ondata, con 400 persone all'interno della terapia intensiva. Quindi la lettura non deve essere che percentuale ci sono di ricoverati vaccinati, ma qual è l'incidenza dei ricoveri vaccinati. Questo è l'unico dato che ci dice cosa sta succedendo, che fotografa correttamente la situazione. Gli altri sono dati fuorvianti. Poi se andiamo a vedere i numeri assoluti, negli ultimi 6 mesi abbiamo ricoverato 68 vaccinati e 442 non vaccinati, sono morti 84 non vaccinati e 17 vaccinati, ma se poi andiamo a scorporarli per età andiamo a vedere che ovviamente la mortalità è maggiore nelle fasce più anziane, ma andremo a vedere che i vaccinati che sono deceduti appartengono alla fascia degli anziani, dei grandi anziani e di quelli già affetti da altre patologie. Abbiamo già parlato, quelli che hanno avuto un trapianto, quelli che fanno patologie, che hanno neoplasie, che fanno terapie immunosoppressive, e andiamo a scoprire che nella fascia tra 60 e 69 è morto un solo paziente con Covid contro 27, scusate, un solo paziente vaccinato contro 27 non vaccinati, che nella fascia dei 50 sono morti 2 vaccinati con patologie pregresse e 14 non vaccinati, che sotto i 50 anni sono morti 5 non vaccinati e nessun vaccinato. La mortalità complessiva è del 23%, che sembra bassa, ma vuol dire quasi 1 su 4. Quindi vuol dire che 1 su 4 dei non vaccinati muore. A questo proposito, per concludere, siccome viene fuori il discorso che questi numeri sono bassi e quindi uno non si vaccina perché il rischio è basso, è assolutamente vero che il rischio è basso, ma è come se io decidessi di non usare la cintura di sicurezza in macchina. Molto probabilmente potrei sopravvivere indenne per una decina d'anni o forse anche per tutta la vita, perché non è frequente che uno vada a sbattere con la macchina o qualcuno gli vada addosso se poi è prudente. Il problema è che ogni giorno qualcuno muore perché non aveva la cintura, e il problema è che io la mattina che mi alzo e prendo la macchina
non lo so se capiterà a me. E quindi è vero che se lo prendo globalmente il rischio è basso, ma non è detto che quel rischio non colpisca proprio me. Questo è il ragionamento che va fatto quando si valuta. E se colpisce me, la possibilità di riportare danni gravi senza cintura o di morire è molto alta. Se colpisce un sessantenne non vaccinato, la possibilità di morire o di riportare comunque danni gravi, perché lo sapete che abbiamo già parlato delle sequele del Covid e del fatto che esistono per le forme di non Covid anche delle invalidità permanenti. Quindi questo rischio di avere danni gravi è estremamente alto. L'efficacia del vaccino, quindi i dati ce lo dimostrano. Tra l'altro, se noi andiamo a prendere l'incidenza mensile negli ultimi mesi nei vaccinati non è assolutamente cambiata, sono sempre gli stessi numeri, sta aumentando quella dei non vaccinati, a testimonianza di quello che diceva il Presidente prima, anche di maggiori attività sociali, minore attenzione alle misure di protezione. Quindi noi stiamo vedendo anche adesso a novembre una forte crescita dell'incidenza di ricoveri in terapia intensiva dei non vaccinati, la stima attuale che se continua così sia di 100 casi al mese, mentre quella dei vaccinati continua a valeggiare sui 4-5 casi al mese, quindi mantenendo la dimostrazione di questa protezione da parte del vaccino. Domande per il dottor Rosi? Ce l'aveva già in canna. Per la verità si vedeva che aveva il ditino pronto. No, per la verità non è neppure una domanda, è una se può replicare, perché insomma sono arrivate delle sollecitazioni, questa cosa della le percentuali tra vaccinati e non vaccinati nei ricoveri sono una cosa. Poi lei ha detto attenzione a non farvi ingannare dal 73-27% perché l'incidenza sulla popolazione è un'altra. Sto passaggio mi sembra importante e qualcuno non l'ha compreso, magari si può ribadire. No, io vi confermo che lo scopo principale della mia chiacchierata oggi era proprio questo, di chiedervi focalizzate l'attenzione sull'incidenza, perché è l'unico dato reale che vi dice quanto la malattia colpisce, cioè ci dice su una popolazione quanti sono colpiti dalla malattia. Ovviamente la popolazione di riferimento è quella con caratteristiche uguali e quindi l'incidenza dei vaccinati si calcola sul totale dei vaccinati. Adesso prendo un prestito del lavoro della dottoressa Russo. L'incidenza dei casi nei non vaccinati si calcola sulla popolazione di non vaccinati. Ripeto, se noi avessimo il 99% di vaccinati, l'incidenza nei non vaccinati sarebbe magari 100, ma comunque avremo un 95% di ricoveri di vaccinati. Questo è il paradosso. Cioè, se voi guardate la percentuale di ricoveri è fuorviante, perché quando le popolazioni sono enormemente diverse i dati non dicono nulla. Mi sono spiegato? Questo vi prego di sottolinearlo, perché è stranamente un dato che anche sui media nazionali viene omesso ed è l'unico dato che fotografa realmente la situazione. Gli altri appartengono alla categoria dare i numeri, che come sapete descrive anche delle attività non propriamente scientifiche. Va bene, grazie. Soddisfatto? Abbastanza. Michela Nicolussi Moro. Bisogna accendere un microfono alla volta. Michela Nicolussi Moro. Allora dottore, io vorrei che lei però specificasse un concetto importante per far capire bene alla gente, perché giustamente tutti voi medici, anche gli scienziati e i ricercatori hanno sempre detto vaccinatevi perché il vaccino riduce in maniera significativa il pericolo di malattia grave e ospedalizzazione. Allora possiamo chiarire che tipo di pazienti sono quelli che anche se vaccinati, anche con ciclo completo o con terza dose, finiscono in ospedale, e chi sono le persone che purtroppo negli ultimi giorni hanno perso la vita? Ieri ne abbiamo avuti altri 7 per esempio, così capiamo un attimo meglio. Allora, precisiamo una cosa, anche qui rubo il lavoro alla dottoressa Russo.
il vaccino non protegge al 100%, nessuno. Quindi è chiaro che la maggior parte dei pazienti deceduti, io parlo per le terapie intensive, erano pazienti con comorbidità anche, ultraottantenni, già patologici, poi come vi ho detto gli immunodepressi che assumono farmaci che riducono la risposta immunitaria. Non escludo che ci possa essere anche qualcuno apparentemente sano prima che però sul quale non ha fatto effetto il vaccino, ma questo sarà una mosca bianca all'interno di questi numeri. Adesso è inutile secondo me andare a cercare il dettaglio quando il dato sostanziale è palese. Il dato palese, sostanziale e con differenza enorme è che il vaccino protegge dalla malattia, perché sennò l'incidenza sarebbe uguale nelle due popolazioni. Quindi al di là di quell'1 sul milione che entra, è la differenza col 27 che è quella che dimostra che il vaccino protegge la popolazione. Poi sul singolo non rispondere al vaccino, chissà quali sono state le cause, ma lo sappiamo che è un fenomeno che riguarda tutto. Chiaro che in un mare del 100% di vaccinati il non rispondere non prenderà certo il virus. Ecco, quindi c'è anche questo. La protezione di tutti serve a fare in modo che anche quelli che non rispondono adeguatamente, non hanno risposta immunitaria adeguata, siano protetti. Dico bene? Esattamente. Se posso aggiungere quello che dice il dottor Rossi, noi abbiamo, magari vediamo anche la tabella, ho confrontato l'incidenza di alcune settimane di ottobre e della prima settimana di novembre del 2020 con quella di adesso. E poi ve la diamo, praticamente abbiamo la terza settimana di ottobre, avevamo l'anno scorso 234 soggetti positivi su 100.000 e quest'anno stessa settimana 43 su 100.000. La quarta settimana di ottobre 361 su 100.000, quest'anno 60 su 100.000. La prima settimana di novembre era 4... No, ma poi vi do il grafico, è qua, ve lo do. La prima settimana di novembre era 458 su 100.000 e quest'anno 77, la settimana scorsa 77 su 100.000. Adesso questa settimana di novembre di cui avremo l'incidenza giovedì, l'anno scorso era 438 su 100.000 e adesso giovedì sapremo qual è la nostra, però vedete che è praticamente un quarto rispetto. Quindi questo sta a dimostrare quello che stiamo cercando di mettere in evidenza, che il vaccino ha cambiato completamente finora il rapporto fra i soggetti positivi rispetto alla popolazione, e lo stesso è per quanto riguarda poi chi si ricovera e chi purtroppo finisce in terapia intensiva. I numeri assoluti e le percentuali ci dicono poco, perché naturalmente non considerano la popolazione di riferimento. Quando andiamo a considerare su quanti, naturalmente questa è la differenza enorme di cui si parlava, e quindi ecco, penso che sia estremamente importante mettere in evidenza questo e quanto rischia il soggetto non vaccinato rispetto al soggetto vaccinato. Poi è chiaro che più aumenta la copertura delle persone, più aumenta la protezione anche di coloro, quelle speriamo 5%, che magari non si vaccinerà mai, o perché non può oppure perché non vuole, però la copertura deve essere molto molto alta per mantenere bassi i numeri dei positivi e i soggetti che vanno a finire in ospedale, quindi è sempre quello il riferimento. Mentre, dottore, mi scusi o dottoressa, i non vaccinati che devono ricorrere alla terapia intensiva, che età hanno? Più o meno, allora, età media, sono sani, hanno comorbidità? No, allora ci sono, rispetto all'ondata precedente, questo è un dato che avevo già riportato la volta scorsa, sì. Abbiamo una riduzione delle età più avanzate, che sono quelle che hanno una maggiore copertura vaccinale, quindi gli ottantenni che una volta erano gli 70-80 che una volta rappresentavano i 3/4 dei ricoverati, adesso sono meno del 20%, mentre la fascia più importante è quella dei 50 e 60 che rappresentano circa il 30% dei ricoveri a testa.
Quindi l'incidenza si è proprio spostata verso l'età giovanile. Questo spiega perché si è ridotta la mortalità in terapia intensiva. Ci sono più persone giovani che hanno più possibilità di sopravvivenza. Non è che la malattia sia meno cattiva di una volta, per cui una volta moriva il 40% e adesso il 20%. La mortalità sopra i 70 è rimasta altissima. Grazie. Bene, se non c'è altro, ringraziamo tutti della presenza. Appuntamento lunedì con il professor Palù. Grazie a tutti. Grazie.